Il Comune di Treviso decide di abbandonare la rete dei comuni impegnati nelle politiche gender e nella lotta alle discriminazioni sessuali. Puntiamo sulla famiglia, dice il Comune, l'opposizione dice solo ideologia, la comunità gay chiede un incontro al sindaco. Ancora violenza sul mezzo pubblico, 25enne ubriaco insulta e prende a sputi un autista di Mom, il giovane individuato poco dopo. Si fingono amiche di famiglia, raggirano un'anziana invalida, la derubano di soldi e pochi gioielli. È successo a Quinto di Treviso. Rivedere gli esuberi e mantenere la sede centrale di Ponte di Piave, le richieste ai vertici di Stefanel nell'incontro tenutosi oggi al Ministero per lo Sviluppo Economico con sindacati e Regione Veneto. Strascico trevigiano, stamane la presentazione della nuova stagione di grandi mostre curate da Marco Golding a Padova, la coscienza a posto per quanto fatto a Santa Caterina, dice, sarà presente anche l'ex sindaco Manillo. Domani anche a Treviso, gazebo della Lega per raccogliere firme per sostenere il ministro dell'Interno a rischio processo per il caso di Ciotti. In contemporanea, davanti a Casugana, presidio contro le politiche di immigrazione di Salvini. Furti, rapine, voglia di sicurezza, stasera 20:10, l'associazione che ha creato la rete per autofinanziare la sorveglianza privata tra le vie dei comuni. Telespettatori Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Nel primo piano dunque una decisione del Comune di oggi che ha subito scatenato le polemiche. La decisione di abbandonare la rete dei comuni impegnati a combattere le discriminazioni nei confronti dei gay e a riflettere sulle politiche gender. Ovviamente opposizione all'attacco, ma anche la comunità gay che chiede un incontro al sindaco. Via dalla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. La Giunta Comunale di Treviso ha deciso di uscire dal circuito dei municipi impegnati contro le discriminazioni, nel quale la città era entrata nel 2014 su iniziativa della precedente amministrazione di centrosinistra. Lo annuncia una nota specificando che l'adesione alla rete REDI prevede una serie di impegni e di interventi vincolanti per la diffusione anche nelle scuole delle tematiche attinenti tra le altre cose al mondo gender. E questo è il punto. La giunta di centrodestra guidata da Mario Conte intende infatti cambiare passo anche su questo tema. Intendiamo come amministrazione puntare su quella che è la famiglia e sulla scuola, quali strumenti sicuramente che poi sono quelli più adeguati e sufficienti per trasmettere quelli che sono appunto i valori del rispetto e quelli della diversità di genere. Il nuovo corso di Casugana punta dunque sulla famiglia e in seconda battuta sulla scuola, quali strumenti adeguati e sufficienti a trasmettere i valori del rispetto e della diversità di genere. Una decisione destinata sicuramente a far discutere e a riaccendere un dibattito che da decenni ha infiammato gli animi a Treviso, portando in più occasioni il capoluogo della Marca sulle cronache nazionali. Dalle esternazioni nel 2007 dell'allora sindaco Gentilini contro gli omosessuali, apostrofati con ben altro epiteto, alla svolta arcobaleno della giunta Manildo che portò a Treviso il Gay Pride nell'estate del 2016. Non sono mancate ovviamente nel pomeriggio le varie reazioni, soprattutto ovviamente della opposizione, tra le tante quella del capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni, che ha detto sinceramente risulta incomprensibile la scelta della Giunta, era importante aderire a una rete di amministrazioni locali che ha l'obiettivo di tutelare i diritti civili e di lottare contro le discriminazioni. Siamo per la tutela di tutte le famiglie, ha detto Pelloni. Chi amministra dovrebbe pensare ai problemi di tutti i cittadini, mentre il sindaco e i suoi sodali, continua Pelloni, stanno solo abbattendo ideologicamente quanto realizzato da chi governava precedentemente senza valutarne il merito. E sulla questione interviene anche il coordinamento LGBTE di Treviso, la comunità gay e lesbiche, che dice il recesso dalla rete REDI rappresenta per noi un passo indietro rispetto alle politiche di inclusione che l'amministrazione comunale ha potenzialità di attivare all'interno del territorio di competenza. Non vorremmo fosse un primo segnale di esclusione che ci riporta a un tempo buio, quando la nostra città si distingueva per invettive e intolleranza. Così scrive Francesca Tacca, presidente del coordinamento che ha già chiesto un incontro al sindaco per avviare un confronto costruttivo con l'amministrazione. Allora staremo a vedere se il sindaco Conte raccoglierà questo invito della comunità. Adesso la cronaca purtroppo ci riporta a parlare di sicurezza, non solo i furti e le rapine, ma anche le truffe ai danni di anziani, l'ultima a Quinto di Treviso.
Dopo i furti nelle abitazioni con bande di predoni che nel periodo a cavallo delle festività natalizie hanno colpito in decine di case, a Quinto di Treviso si affaccia un nuovo allarme, quello delle truffe agli anziani che dagli abili manipolatori vengono poi anche derubati. Prima a cadere nella rete dei truffatori, anzi in questo caso delle truffatrici, visto che si tratta di due donne, è stata ieri mattina un'anziana residente in via Zecchina. La signora, invalida, accudita dai familiari, era rimasta sola in casa per poche decine di minuti, pochi istanti sufficienti per le due ladre che evidentemente stavano sorvegliando la casa. Le due donne, pare nomadi, si sono introdotte nell'abitazione ed hanno raggirato l'anziana facendole credere di essere amiche di famiglia, e mentre una la distraeva, l'altra ha rovistato nelle stanze rubando quel che di valore ha trovato, qualche gioiello e denaro. Subito dopo le due donne sono scappate facendo perdere le proprie tracce e lasciando l'anziana confusa e derubata. Un fenomeno particolarmente odioso, quello delle truffe agli anziani, perché prende di mira persone più deboli e fragili, ed è per questo che l'amministrazione comunale come le forze dell'ordine rinnovano l'appello a prestare attenzione e a non aprire mai le porte di casa a sconosciuti o sedicenti addetti di enti o associazioni. Sull'episodio indagano i carabinieri. E poi ancora violenze sui mezzi pubblici, quando un 25enne con felpa e cappuccia, è successo mercoledì sera, un ragazzo di origini marocchine è salito sull'autobus con una bottiglia di birra già aperta in mano, evidentemente già ubriaco, e ha preso a insultare e a prendere a sputi l'autista, che aveva l'unica colpa di avergli fatto notare il suo stato di alterazione e che non era consentito viaggiare sui mezzi pubblici con bevande alcoliche. Il ragazzo dunque ha lanciato fuori dalla porta la bottiglia in vetro, frantumandola sulla pensilina della fermata del bus, insultando l'autista e sputandogli addosso. Il conducente ha quindi immediatamente chiesto l'intervento dei carabinieri, che sopraggiunti tempestivamente sono riusciti a bloccare il giovane, che aveva deciso di allontanarsi a piedi. La vicenda ha riportato ovviamente d'attualità la polemica sulla sicurezza dei mezzi pubblici, tanto da spingere la stessa Mom a una nota nel pomeriggio, e precisando che l'autista ha preferito non sporgere denuncia, e dunque la stessa Mom nella nota dice: riteniamo che l'autista abbia avuto tutto il supporto necessario in un momento di difficoltà. Mom ha sempre dato tutto il suo supporto legale necessario a che abbia sporto denuncia per episodi simili, e mai è stato negato a chi lo ha chiesto. Evidentemente poi sono scattate le polemiche da parte dei sindacati dei lavoratori che lavorano all'interno sui mezzi pubblici, tra autisti e controllori. E adesso a Roma oggi è stata una giornata importante, o comunque di un passo ulteriore per la questione Stefanel, l'incontro tra i vertici dell'azienda, il rappresentante del governo e la regione e i sindacati, per fare il punto al Ministero dello Sviluppo Economico sulla questione Stefanel. Salvaguardia dell'occupazione e approfondimento del nuovo piano industriale è un appello corale, quello che si è levato oggi a Roma dal vertice sulla crisi della Stefanel al Ministero dello Sviluppo Economico. Al tavolo azienda, sindacati, Ministero e Regione Veneto, per cercare di rendere il meno traumatica possibile la riorganizzazione della storica azienda tessile trevigiana, che a inizio gennaio ha chiesto il concordato in bianco, annunciando poi drastici tagli occupazionali, con la messa in cassa integrazione straordinaria di 244 dipendenti su 253, il licenziamento di 52 lavoratori sugli 82 in organico nella storica sede di Ponte di Piave ed il trasferimento degli uffici nella sede legale a Milano. Oggi a Roma istituzioni e parti sociali hanno ribadito che qualunque iniziativa di riorganizzazione e ristrutturazione, pur necessaria, dell'azienda non può che passare attraverso la tutela della realtà produttiva trevigiana, con la conservazione del polo strategico rappresentato dalla sede di Ponte di Piave. La Regione, in particolare per voce dell'assessore al lavoro Elena Donazzan, ha chiesto all'azienda di verificare ulteriormente il piano industriale, invitando in particolare la proprietà a rivedere il numero complessivo degli esuberi e preservare la sede centrale. Le richieste attendono ora una risposta dai vertici della Stefanel.
A proposito di lavoro, resta la polemica e il dibattito dopo le parole di Nicola Talmi, che abbiamo raccontato anche ieri sui cosiddetti bamboccioni, giovani che portano i genitori agli incontri con i sindacati. È arrivata oggi una precisazione importante da parte della CGIL che ha in qualche modo corretto le parole di Talmi. Giovani lavoratori impreparati e sempre più disorientati di fronte alle complessità del mondo del lavoro e con sempre meno tutele. È il nostro compito quello di difenderli in ogni sede e accompagnarli in percorsi di crescita professionale e anche di emancipazione familiare. Sono le parole di Giacomo Vendrame che vediamo in queste immagini, il segretario generale della CGIL di Treviso, in merito alle posizioni di Nicola Talmi, che aveva appunto lanciato questa polemica non vedendo di buon occhio la presenza dei genitori dei giovani lavoratori agli incontri con il sindacato. Diversa dunque la visione della CGIL provinciale, che nel registrare ormai da alcuni anni il fenomeno trasversale a tutte le categorie lo connota come figlio dei nostri tempi, quindi il messaggio è le porte aperte a tutti. E intanto la regione fa i conti con cifre drammatiche sul fronte della povertà in tutto il Veneto e vara per questo un piano di contrasto a queste povertà. La Giunta regionale ha approvato un programma triennale previsto dalla legislazione nazionale per ridurre le cause dell'impoverimento e aiutare le persone a uscire da condizioni di marginalità ed esclusione sociale. La povertà in Veneto è in aumento anche se a livelli inferiori rispetto alla media nazionale. La povertà in Veneto è sicuramente con un dato inferiore rispetto alla media nazionale, però abbiamo visto che negli ultimi anni è in aumento, quindi sicuramente anche il Veneto sta affrontando una fase di criticità. La povertà in Veneto si attesta attorno al 6% circa, quindi coinvolge circa 800.000 persone venete. Un dato preoccupante che la Regione Veneto ha intenzione di affrontare in sinergia con i comuni del territorio, istituzioni, associazioni, assistenti sociali e volontariato. Solo in questo modo nella Regione si potrà avere un modello di lavoro integrato in grado di creare un approccio omogeneo in tutto il territorio con l'obiettivo di accrescere solidarietà e percorsi di inclusione sociale evitando sovrapposizione, doppioni o interventi frammentari. Un approccio multidisciplinare in cui sociale, sanità, lavoro, formazione, edilizia abitativa, insomma dialogano insieme e cercano quindi di dare delle risposte. Per aiutare gli oltre 800.000 residenti che versano in situazione di difficoltà, spiega l'assessore Lanzarin. Già dal 2013 in Regione abbiamo sperimentato il reddito di inclusione attiva, misura di accompagnamento e di inserimento che abbina l'assegno di sostegno a percorsi personalizzati di aiuto. Interessanti poi i dati più recenti è quanti sono stati percettori del reddito di inclusione e in Veneto gli ultimi dati rilasciati ieri dal rapporto dell'osservatorio dell'INPS arrivano a oltre 10.000 nuclei familiari per oltre 28.000 persone, che corrispondono più o meno allo 0,5% della popolazione in Veneto. La Regione Veneto ha il 6,1% della popolazione in questa condizione, che è la metà di quello nazionale, essendo il Veneto comunque una regione piuttosto ricca, insomma, però anche delle sacche di povertà. È in crescita, perché la povertà, gli effetti delle crisi economiche, della recessione si vedono a distanza di anni sulle famiglie, quindi è in crescita ed è quindi anche per quello che si sta facendo da alcune delle misure di sostegno. Da una parte la raccolta firme al gazebo della Lega, dall'altra l'adesione trevigiana alla catena umana dell'Italia che resiste. Parliamo di politica e della politica su immigrazione e sicurezza del vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, l'obiettivo di due momenti che domani vedranno appunto dei momenti contrapposti in città, due appuntamenti decisamente diversi l'uno dall'altro in città. La Lega infatti organizza per domani ma anche domenica dei gazebo in tutti i quartieri di Treviso, così come in tutto in Veneto, sono circa 250, con lo slogan Salvini non mollare, per raccogliere firme ed esprimere la solidarietà e il loro sostegno al capo del Viminale che rischia il processo per il caso Diciotti e una condanna anche dai 3 ai 5 anni. Contemporaneamente, sempre domani, davanti a Cassugana è organizzato invece il presidio trevigiano che si collega alle uguali manifestazioni dell'Italia che resiste, la catena umana che dalle 14 alle 17 partirà da Torino e si collegherà un po' in tutta Italia, ed è un presidio proprio contro le politiche migratorie e anche di sicurezza di Salvini. Una giornata quindi a due facce domani nelle piazze trevigiane. Le polemiche non mancheranno, come non sono mancate in questi giorni le polemiche sul caso Goldin, chiamiamolo così, un Goldin che oggi ha risposto, è tornato sulla questione Santa Caterina, ma lo ha fatto da Padova, la città nella quale presenterà le nuove mostre.
Una grande stagione d'arte per accompagnare Padova nel suo percorso di candidatura italiana UNESCO per il 2020. Oggi la presentazione del ciclo di mostre La meraviglia del colore ad opera del curatore trevigiano Marco Goldin. E dopo il divorzio da Treviso, condito dall'immancabile seguito di polemiche, non poteva mancare un riferimento alla sua città, anche perché seduto nelle prime file c'era l'ex sindaco Giovanni Manildo, ma è stato subito precisato solo in veste di legale del main sponsor della mostra. Ogni amministrazione chiaramente fa quello che ritiene giusto. Se Treviso vuole fare un percorso senza Marco Goldin è più che legittimo, cioè non devo mica lavorare con Treviso per tutta la vita, quindi da parte mia è la mia città, ci sono i miei uffici, sono nato, ci vivo, gli auguri assolutamente migliori a Treviso. Ho fatto tante mostre a cavallo fra gli anni 90 e i primi anni 2000 a Treviso, ne ho rifatte negli anni scorsi. Adesso si può anche lavorare da un'altra parte. E mentre Treviso segue altre vie per il rilancio culturale della città, rimane aperta la questione sull'utilizzo del Museo di Santa Caterina dopo l'esposto di Maristella Caldato, che ha portato all'apertura di un'indagine della Guardia di Finanza. Noi abbiamo fatto le cose nel modo giusto e dovuto, per cui non mi pare che ci sia da fare polemica su questa cosa qua. Se c'è qualcosa che qualcuno ha fatto, non noi certamente, che non andava bene, verrà segnalato, ma non ritengo, ribadisco quello che ho già detto. Linea d'Ombra ha dato centinaia di migliaia di euro di restauri, pagandoli di tasca propria, il Museo di Santa Caterina ha pagato l'affitto nella prima mostra, addirittura dopo aver pagato quasi $500,000 ha pure pagato l'affitto. Nella mostra di Rodin, nella quale non abbiamo avuto da pagare l'affitto, abbiamo speso decine e decine di migliaia di euro. Ha piovuto costantemente tutto il giorno oggi anche nella Marca trevigiana, mentre in montagna sappiamo c'è l'allerta per la neve. Che tempo farà in questo weekend? Ce lo racconta il nostro esperto meteo, generale Giancarlo Iannicelli. L'attore principale in queste ultime ore, un po' su tutta la nostra area, ma su un'area addirittura più imponente e più ampia che quasi tutta l'Europa centrale, gran parte della nostra penisola, è una depressione, una circolazione ciclonica che ormai, come dicevamo, la fa da padrone. Cosa succede? Con questa circolazione dà vita a sistemi perturbati, richiama sistemi perturbati dall'Atlantico, li amplifica, li nutre addirittura e li indirizza su di noi. Quindi è presto detto un fine settimana all'insegna del tempo perturbato, un vero fine settimana a carattere invernale, se non altro per le precipitazioni. Quindi per domani sabato cielo coperto per tutta la giornata, piogge diffuse che con il passare delle ore diventeranno sempre più abbondanti, quindi il caduto, il precipitato saranno di diversi millimetri, quindi può destare anche qualche preoccupazione. Per domenica inizialmente ancora queste piogge diffuse per le prime ore, poi avremo un'attenuazione, avremo delle piogge a carattere intermittente, ma che comunque ci accompagneranno per gran parte del resto della giornata. Notizia positiva, da lunedì avremo un miglioramento sensibile, quindi tempo stabile per gran parte della settimana. Con questa situazione i venti sono moderati, con rinforzi anche intensi dai quadranti settentrionali, le temperature, aria umida, quindi le minime nettamente al di sopra dello 0, 6, 7 gradi e le massime proprio per effetto dell'aria umida, nonostante, ripeto, il cielo coperto, raggiungeranno i 9-10 gradi. Pochi secondi di pubblicità, torniamo subito. Di nuovo in studio in diretta, ripartiamo parlando di un caso che fa discutere anche nella Marca, il caso del 17enne che ieri ha avuto la sentenza di non punibilità nonostante l'accusa di aver dato fuoco a un clochard nel 2017 a Verona, nel veronese, un caso appunto che fa discutere, viene dato a un percorso di recupero, tante le polemiche anche tra gli esperti. Il dibattito è acceso tra psicologi e sociologi. Non punibile perché all'epoca dei fatti era tredicenne e il complice invece con la sospensione del giudizio è messo in prova per 3 anni. Questo è in estrema sintesi il pronunciamento del Tribunale per i minori di Venezia sul caso dei 2 ragazzi di Zevio che hanno bruciato vivo per noia un clochard marocchino. Il caso nel 2017, la decisione ieri pomeriggio che ha subito innescato un mare di polemiche.
Opinione pubblica spaccata tra chi vorrebbe pene certe e pesanti per un caso di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e chi invece plaude alla decisione del giudice puntando al recupero di una giovane vita, all'epoca dei fatti minore e per questo non completamente consapevole di quello che stava facendo. Perché per il tredicenne la non punibilità è prevista per legge, quindi tutto il caso ruota attorno ai provvedimenti verso il 17enne. Un caso che inevitabilmente viene studiato da psicologi e sociologi come ennesimo specchio della nostra società. Così per Paolo Crepè alla decisione deve seguire una dura applicazione della messa in prova. Per lo psicologo il 17enne dovrebbe trascorrere tutti e 3 gli anni dentro un reparto grandi ustionati per vedere con i suoi occhi gli effetti del fuoco sui corpi e sentire con le sue orecchie i lamenti e le grida di dolore. Per il sociologo Vittorio Filippi una vicenda che invece deve essere di monito a tutti. Ci deve insegnare alla fin fine la grande fragilità e al limite anche direi certi aspetti di squallore della nostra società, perché il fatto di aver fatto tutto questo per noia, parole dei ragazzini, non parole mie, rimanda a un vuoto non solo dal punto di vista familiare, ma credo che sia un vuoto che interpella anche come dire, l'atmosfera sociale del nostro Veneto in cui crescono oggi molti, troppi ragazzi. Per questo, secondo Filippi, è giusto il percorso indicato dal Tribunale di Venezia. L'ottica è se è quella della, non dico della vendetta, della giustizia con la G pesante, o se è quello anche di pensare che questi ragazzi devono necessariamente avere un futuro. Il condannarli subito darebbe una risposta rassicurante alle nostre esigenze di giustizia anche così della quotidianità, ma non so se nel lungo periodo farebbe bene a loro e anche a noi. Queste le parole di Filippi, ora invece parliamo dei sorrisi dei tanti ragazzini, alunni e scolari di diverse scuole della sinistra Piave che oggi a Conegliano sono stati premiati da Savno per aver realizzato i presepi utilizzando soltanto materiale recuperato. Abbiamo usato di riciclo la carta, tagliando delle tesserine da incollare su tutti i pezzi. Il materiale riciclato sono i tappi, le stoffe e la carta. Sono 2 delle tante voci che questa mattina a Conegliano hanno partecipato alla premiazione del concorso indetto per l'8ª volta dalla Savno. Una manifestazione pensata per unire alla tradizione l'educazione sin da piccoli del recupero e del riutilizzo dei materiali. I ragazzi sono il miglior veicolo e questo li stiamo usando, ma però vedo che si divertono, quindi continuiamo sempre così, anzi potenzieremo queste uscite con i nostri ragazzi delle scuole. E devo dire la verità, sono i migliori partner per la Savno e per la raccolta differenziata dei rifiuti, sono i migliori in senso assoluto. 4 le categorie in gara, corrispondenti ai livelli scolastici, quasi 500 gli studenti presenti all'Auditorium Toniolo delle 16 scuole premiate sulle 60 in gara. Creatività applicata allo scarto trasformato da rifiuto in risorsa naturale. Una vera e propria lezione pratica premiata sia per le idee che per i risultati, come per questo presepio primo in classifica tra le scuole elementari. È stato realizzato da noi bambini della scuola primaria di Santa Lucia della classe 4ª e 5ª. Abbiamo usato materiali forniti dalla natura, chiamando questo presepe omaggio alla natura, perché ogni giorno la natura ci regala cose di cui abbiamo bisogno per la nostra vita. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo con 20 e 10, una portata speciale perché parleremo di sicurezza, torneremo a parlare di furti e di ovviamente sicurezza nelle case, anche nei negozi. Lo faremo con Cristian Demma, presidente dell'associazione, prima è tuttora un gruppo Facebook che è diventato una associazione chiamata Furti in Corso che, come sapete, abbiamo raccontato anche tante volte nei nostri telegiornali, ha creato una vera e propria rete per non solo il controllo ma anche per autofinanziare le guardie private nel controllo delle vie e delle case, una situazione importante che adesso è chiamata anche a parlare con il prefetto nei prossimi giorni. Quindi 20 e 10 per parlare di sicurezza proprio con Furti in Corso. Alle 21:15 poi la prima serata del venerdì è quella con 40, la trasmissione che ripercorre con il nostro archivio storico i 40 anni di Antena 3. Questa sera tra gli altri ospiti l'ex vicepresidente della provincia di Treviso Graziano De Biasi, il volto storico della Will trevigiana Antonio Confortini e quello della
tifoseria juventina della Marca Bepi Massolin. E tra i servizi vedremo anche, rivedremo la crisi della Sanremo di Carano San Marco, e quindi inevitabile un po' il confronto con quello che sta accadendo purtroppo oggi con la Stefanella. Allora vediamo proprio su questo tema, la crisi della Sanremo di Carano San Marco, una anteprima di quello che vedremo questa sera, un servizio che ripercorreva quella vicenda, e con questo servizio ci salutiamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. La Sanremo, la fabbrica di confezioni di Carano San Marco, è al centro in questo periodo di un grosso dibattito che vede coinvolte parecchie forze, da quelle politiche alle organizzazioni sindacali e agli stessi lavoratori. Delle numerose problematiche che interessano l'azienda trevigiana se ne sta discutendo in un pubblico dibattito organizzato dal Sindacato Unitario, che è ancora in corso nella sala del cinema della Casa del Giovane di Carano San Marco. L'analisi fatta in apertura di seduta dal sindacato ha messo in evidenza un andamento non del tutto positivo nel 1986. In sostanza, rispetto al 1985, durante il quale il passivo dell'azienda era passato da 3 miliardi e mezzo a 800 milioni, l'anno scorso non c'è stata continuità nei passi avanti. Anzi, dice il sindacato, sembra proprio che tutti gli obiettivi del piano a medio termine fissato nel 1985 e valido fino al 1988 non verranno rispettati. Il sindacato tiene validi e fondamentali 4 punti: la salvaguardia dell'occupazione, il problema degli investimenti, il potenziamento commerciale e l'affidabilità del privato in una possibile e ipotetica cogestione con la GEPI. Sin qui le tesi del sindacato, e i politici erano presenti in molti questa sera a Caerano. Per tutti ci ha risposto l'onorevole Tino Anselmi. Diciamo la Sanremo ha un futuro perché è un'azienda che è inserita nel mercato in modo positivo. C'è da verificare anche in base alle leggi che dispongono che le aziende della GEPI, soprattutto nel nord, tornino al privato, se vi siano tutte le condizioni perché l'azienda possa essere privatizzata, evidentemente avendo un futuro. Cosa significa? Che ritengo giusto che noi stessi politici chiediamo alla GEPI che dopo tanti sacrifici che la comunità ha fatto per salvare questa azienda, il passaggio nel privato avvenga se ci sono le condizioni di sicurezza. Trasparenza anche. E trasparenza, chiaramente non si chiede tanto a un'azienda di venire qui perché ha aiuti dallo Stato, quanto di venire qui perché l'azienda appunto è un'azienda competitiva e che quindi può essere richiesta da un privato. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Sarà un sabato all'insegna del maltempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ci attende una giornata caratterizzata da una spiccata instabilità. Il cielo infatti si presenterà molto nuvoloso con piogge frequenti e localmente anche di moderata intensità. Non si escludono locali nevicate a quote collinari. Temperature minime comprese tra i 4 e 9 gradi, massime oscillanti tra gli 8 e 12 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il maltempo intenso riguarderà anche la nostra regione. Le precipitazioni infatti risulteranno piuttosto diffuse un po' su tutte le province, con abbondanti nevicate sulle aree alpine. Temperature minime comprese tra i 9 e i 10 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Lo scenario sarà molto simile, infatti avremo condizioni di tempo molto instabile con piogge e con nevicate, localmente anche abbondanti, meno sui settori alpini di confine. Temperature minime comprese tra gli 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 5 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.